Siamo nei laboratori del Consorzio 1, l'Università Oristano, che è pienamente coinvolta nel progetto Tartufo Sardo, e in particolar modo in questi laboratori si vanno a approfondire tutti quelli che sono gli aspetti della filiera produttiva del tartufo, come ben sappiamo, dal campo alla tavola. Quindi c'è la possibilità di andare a fare studi sul post-raccolta del tartufo, su quelle che sono le strategie ottimali di conservazione, tutti gli studi per valutare l'ottimizzazione dei prodotti trasformati innovativi che stiamo valutando con questo progetto, ma trattandosi di un prodotto che è coltivato, non è più semplicemente un tartufo raccolto, cavato dai cavatori, è un tartufo che stiamo valutando e stiamo promuovendo come vera e propria coltivazione agricola e quindi produzione in tartufaie. Da questo punto di vista è fondamentale studiare il territorio, studiare anche il terreno in cui vengono impiantate queste tartufaie e quindi fare anche una serie di analisi a monte su quelle che sono le caratteristiche del terreno. Per esempio, in questo momento stiamo valutando una caratteristica molto importante che è l'acidità del terreno. Non è l'unica, sarà la granulometria, sarà l'esposizione, sarà la presenza di acqua, ma l'acidità, sia come pH che come acidità di titolazione, cioè vedere tutte le tipologie di acidi presenti, ci dà un'informazione molto importante sulla possibilità o meno di andare a impiantare una tartufaia in quel luogo. Ecco, ad esempio, per quanto riguarda il terreno, questo è un ottimo terreno, sicuramente vocato alla produzione e alla messa in campo di tartufaie. È fondamentale con questo strumento andare a vedere la granulometria per vedere le diverse componenti del terreno, l'argilla, il rimo, lo scheletro, eccetera. E l'analisi che stiamo portando avanti in questo momento, come accennavo prima, è quella dell'acidità di titolazione. Ecco, possiamo vedere come in questa soluzione noi abbiamo estratto dal terreno quella che è la componente dei diversi acidi dell'acidità presente e adesso goccia a goccia facciamo una titolazione che viene definita di tipo acido base e grazie alla presenza di un indicatore che è la fenoftaleina andremo a vedere il momento del viraggio, cioè il momento in cui tutta questa soluzione diventerà rosa, già iniziamo a vedere un po' di permanenza di questo colore, sarà il momento conclusivo dell'analisi. Vedete che diventa sempre più persistente questo colore rosa. Siamo prossimi a terminare la titolazione. Ecco, dopo l'estrazione dal terreno, la titolazione, l'analisi è terminata, andando a vedere i millilitri di sodo utilizzato andremo a determinare quindi poi quella che è l'acidità del terreno.